Bella a tutti ragazzi, belli trovati nella nuova live delle spettatori calciomercato Batman napoletano. Intanto iscrivetevi mentre aspettiamo un ospite speciale, iscrivetevi al canale e lasciate like. Controllo se ci sta. Un attimo solo. Allora, allora, non vi spoilerò niente. Un attimo solo se mi vedete bloccate perché sto contattando a Gennaro. Intanto Alessia ci scrive ciao. Ciao Alessia. Un attimo solo, ragazzi. Ok, il nostro spettatore si sta, cioè no, il nostro spettatore, il nostro ospite speciale si sta per collegare. Aspettiamo un attimo. Intanto come state? È tutto bene? Se sì, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate un bel like al canale. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, un attimo solo. Ciao ragazzi, Mo gli manda di nuovo il... Ciao Gennaro, pensavo che non ti eri collegato. ciao, buonasera. No, mi sono collegato. Ciao Ciao, come ragazzi. stai? Bene, bene. Mi fa piacere, dai. Allora, come ti so, Gianti? Ciao, intanto Alessia ti saluta, Gennaro, saluta Alessia. Ciao Alessia. La mettiamo pure sul palco, così ce la possiamo vedere. Allora, come già ti ha anticipato Gennaro, parleremo un po' dell'Italia, un po' del mercato che si sta svolgendo in casa Napoli, ma anche nelle varie squadre italiane e estere. Intanto, Alessia ci dice: ecco la vostra Lidia Azzurra. Che ne pensi, Alessia, su questo commento? Alessia è la nostra lady in tutti i sensi. La È nostra, il fulcro principale di tutto. è il fulcro principale di tutto e tutti. Allora, Gennaro, che dici di partire sulla nazionale, sulla partita che è stata giocata ieri? Allora, devo essere sincero, ieri la partita io l'ho seguita, ovviamente, vabbè, prima di questo ho seguito Sinner, quindi almeno Sinner ci ha dato la soddisfazione. Sì, Chiusa questa parentesi. Per quanto riguarda la partita, allora mi è piaciuta molto il primo tempo. Mi è piaciuto molto il primo tempo perché caratterialmente c'è stata la cazzimma, la grinta di voler giocare e quindi si è visto un qualcosa nel primo tempo anche a dispetto delle occasioni avute, mentre nel secondo tempo ho visto un'Italia totalmente diversa che è andata in balia della Norvegia. Ma vuoi che la Norvegia nel primo tempo diciamo, non ha messo in campo il gioco che esprime, che ha espresso nel corso del girone, poi nel secondo tempo è uscita fuori, però l'Italia secondo me doveva avere la capacità di mantenere il livello così come aveva fatto nel primo tempo e questo purtroppo ha evidenziato molte problematiche sì. che ha avuto la nazionale nel secondo Sì, tempo. allora, intanto Vincenzo ci scrive Forza Napoli e ci scrive anche, ma che cazzimma, la cazzimma c'è stata nel primo tempo, poi tutto il resto è solo la cacca, dicendolo in un modo più meno volgare. E niente, tu che ne pensi sul commento di il nostro amico Vincenzo? No, vabbè, fondamentalmente io non sono molto d'accordo, l'ho detto prima, diciamo il gioco non ci sta.
quello fondamentalmente Gattuso non è un allenatore che dà impronte per quanto riguarda sul gioco. Fondamentalmente è più un motivatore lui che un allenatore al quale costruisce il gioco. È un'Italia che purtroppo si deve ritrovare. Certamente la partita di ieri sarebbe stata importante vincerla, ovviamente non ai fini della classifica, perché già si sapeva che andavamo a fare dispari di marzo, Sì. ma più che altro per una questione di morale e soprattutto di fiducia in punto in vista, insomma, dei Parigi. Sì, allora intanto Giuseppe Rosa ci saluta, sia a te che a me Gennaro, e Ciao. Alessia ci dice, secondo voi come l'affronteremo l'Atalanta sabato dal punto di vista psicologico dopo una sconfitta contro il Bologna e quali saranno i probabili 11 che scenderanno in campo? Faccio prima parlare a te Gennaro. Allora, invece del discorso Napoli, allora guarda, la questione Napoli è molto critica sotto il punto di vista della rosa, perché comunque, ripeto, questo fatto che comunque siano infortunati tantissimi giocatori, eh, certamente non dà quella giusta, diciamo, quella giusta motivazione per affrontare le prossime partite. Perché Cioè, fondamentalmente adesso la rosa è tutta molto grosso, perché l'ultimo infortunio di anch'essa in nazionale ha avuto lo stesso problema di De Bruyne, quindi 3 mesi sì, fuori. Abbiamo una rosa molto limitata a centrocampo, in attacco si spera che si recuperi qualcuno. Addirittura ieri leggevo su Facebook che praticamente Højlund ha avuto un virus intestinale forte a, nel ritiro della sua squadra, della Danimarca. sì, posso confermare che ha avuto un virus intestinale e oggi quando si è allenato ha fatto un allenamento per sé, un allenamento da solo senza allenarsi con il resto della squadra. Secondo me, guarda, ti dico la mia, visto che Lukaku si dice che dovrebbe recuperare per la partita di Roma e tutto. Secondo me, un Lukaku, e lo dicevi anche tempo fa sul gruppo, e io e Gennaro sappiamo che gruppo stiamo parlando. Per motivi di privacy non lo posso dire. Secondo me, uno come Lukaku ci serve. Gennaro, una domanda, ti posso farla? Certo. Allora, tu mi avevi promesso che facevi una faccia perché ci sta Alessia al momento con noi. Ah, ok. Alessia, guarda Gennaro, guarda Alessia. Ciao Alessia. Vabbè, stavo dicendo, il Napoli ha bisogno di uno come Lukaku che ti va a fare un gioco come sponda e ti va a segnare tutti quei gol che ci ha fatto l'anno scorso. Intanto ci scrive anche Neapolis 1926, ci Oh, dice buonasera amici miei. Ciao Neapolis, come stai? Tutto bene? Faccelo oh, sapere qui nei commenti. E Alessia ci dice: secondo voi Conte darà una possibilità di giocare titolare a Langa, Lucca e Mazzocchi e altri che magari il campo l'hanno visto poco e per pochi minuti?
Secondo te, Gennaro, che ne pensi? Allora, sicuramente Mazzocchi già metto poco da parte, quello già giocare, ma pure se lo fa giocare, quindi già quello là si scarta già. Per quanto riguarda Lucca e Lang io darei qualche possibilità, diciamo, ad inizio partita, perché l'abbiamo visto spesso giocare, diciamo, nel corso d'opera, quindi nel corso della partita, anche se quando è stato impiegato appunto nel corso della partita non è che abbia espresso al meglio il suo gioco. Voi che probabilmente non è riuscito a renderlo al meglio il suo gioco, e poi per, diciamo, per altre cose che forse non si è ancora adattato abbastanza bene di Napoli, anche se comunque in questo momento già stiamo verso la fine di novembre, insomma, sono già 3 mesi che il campionato è cominciato, ma questo Lang fino ad ora non si è mai visto, diciamo, esprimere il suo calcio, il suo gioco. Per quanto riguarda Lucca, invece per quanto riguarda Lucca, io sinceramente non lo impiegherei perché appunto le ultime prestazioni che ha fatto non sono state delle migliori. Cioè, lì in avanti comunque non riesce a vedere il pallone, oppure il lavoro di tenere a distanza l'uomo non riesce a farlo, i gol spingono parecchio. Noi parliamo che l'ultimo gol è stato fatto col Pisa ed è Sì. solo un gol fatto col Pisa, poi per il resto non ha fatto proprio nulla. Sì, posso confermare che Lucca fino ad ora non ha dimostrato niente in questo campionato, nonché la partita contro il Pisa che vincemmo per 3-1, 2-1, Gennaro. Secondo te? Cioè, ti ricordi? No, noi stavamo vincendo 2-0, poi il Pisa stava rimontando, Ah, che stava in molto. Esattamente, pare 3-1, era 3-1. sì, Pure il risultato non me lo ricordo con precisione. sì. E Vincenzo ci dice, ragazzuli, secondo voi quale sarà l'atteggiamento dei ragazzi di Mister Palladino? Secondo te quale sarà l'atteggiamento contro la partita di Napoli-Atalanta? Cioè, l'atteggiamento dell'Atalanta contro il Napoli, quale sarà? Vabbè, sarà un atteggiamento che vorrà fare bene sicuramente, perché comunque viene da delle prestazioni in campionato che non sono state proprio esaltanti. Il fatto di aver preso Palladino al posto di Jukic, secondo me può dare molto a questa Atalanta. Però Sì, secondo me il Napoli, secondo me quando rientrerà con il Napoli, io penso che sarà la stessa partita quando appunto Jukic, in questo caso allenava la Roma, poi fu esonerato e al suo posto è arrivato Ranieri. E là comunque Ranieri ha perso al ritorno del campionato contro il Napoli. Secondo me, io penso sia più o meno su quei livelli, anche se diciamo il Napoli che era quella partita lì con la Roma era diverso, c'erano tutti gli elementi che sono adesso, sì. cioè prima stanno in condizioni diverse con la Roma, magari si stracciano un pareggio in casa, già tanto, è molto limitato. Gennaro, non ti sento bene, magari se nella zona in cui stai non prende bene, se ti vuoi spostare magari in una zona diversa, potrebbe essere che si sente meglio. Aspetta. Sì, fai comodo. Intanto leggo un po' di commenti. Alessia ci dice, il Napoli vinse 3-1 contro il Pisa, sì, sì, mi ricordo, sì, con 3-1. Mi E, senti?
Sì, ora ti sento perfettamente come l'acqua limpida. Perfetto. Ehm, allora, poi secondo me, cioè, sì, secondo me, sto malato lo capi. Ah, stavo dicendo, e tra l'altro che la partita di questa settimana di sabato è il giorno prima del tuo compleanno, se mi ricordo bene. Sì, esatto. Sì. Il compleanno viene questa domenica. Sì, e, mi raccomando, fate gli auguri a Gennaro qui sotto nei commenti. Mi raccomando, eh. Intanto Vincenzo ci dice: ragazzi, in questi giorni ci sarà il derby Inter-Milan. Quale sarà la vostra aspettativa? Vai, Gennaro, dici la tua aspettativa. Ma allora, il derby di Milano è sempre imprevedibile perché, diciamo, mh, in questi casi non è che si riesce sempre a prevedere bene il risultato esatto, però secondo me, io rifacendomi un po' le statistiche del scorso campionato, secondo me il Milan potrebbe fare il colpaccio, secondo me, Sì, perché gli ultimi derby comunque ha vinto 3 derby l'anno scorso il Milan. Mo vediamo l'Inter cosa fa, anche se l'Inter comunque sta ingranando, però non esprime un calcio come gioco ad alti livelli rispetto all'Inter che allenava Inzaghi. sì, scusate se mi vedete con lo schermo oscurato, ma sto cercando di sistemare un attimo delle cose in video, live. Intanto Vincenzo ti fa gli auguri, Gennaro. E, Grazie, però fatemi il compleanno, non adesso perché non porta bene farli. vabbè, non penso che ci vediamo domenica, perché di solito dipende tu se sei libero, se la vuoi fare, poi tutto sta a te. Poi di solito io nel weekend non le faccio, le live. Non so se domenica ci sarò perché quello è il mio compleanno, non so, vado, festeggio, però anche se il tempo sarà brutto. Sì, ho visto la previsione, dovrà piovere fino a mercoledì prossimo. E vabbè, parliamo un po' di calciomercato. Mettiamo da parte l'argomento classifica Napoli, come si sta comportando il Napoli in classifica e le altre squadre. Allora, non so se hai letto, ma mi sono arrivate notizie sul mercato riguardo oltre a Kobe Mainoo, ma anche altri centrocampisti, cioè il nome di Dani Cerebracos, scusatemi per la pronuncia, perché so che non si pronuncia così. Ehm, parla prima tu, Gennaro, dici qualcosa sul giocatore. Secondo te è adatto per il centrocampo del Napoli oppure un giocatore non da Napoli ma da altre squadre di Serie A oppure di calcio estero? Ma allora chi dici Maino o questo che hai citato? Questo qua che ha citato tu. Ah, ok. Allora, lo dico, lo menziono. No, allora, questo giocatore io non l'ho seguito, per cui non so come gioca, per cui non ho proprio idea del campionato in cui milita che sta giocando. Però secondo me, poi dovrò vedere dei video per farmi un'idea, ma l'importante è che si adatta, che dovesse essere lui al sistema di gioco di tutte, che poi chiaramente, ripeto, è sempre l'allenatore che deve far ruotare bene la squadra. Quindi secondo me, Allora, vai. no, dicevo, quindi secondo me, appunto, se mai dovesse arrivare lui, eh, l'importante è che sia un giocatore funzionale al gioco che poi richiede Antonio. Allora, ti dico che Dani Cerebra questo gioca al Real Madrid di Spagna
Ah, Però, ok. se non sbaglio, Vici Domini l'ha citato pure qualche tempo fa. Non so se lo conoscete, ma il nostro Vici Domini è il Fabrizio Romano Tarocco. Lui è per farvi capire. Ovviamente salutiamo Vici Domini, ti vogliamo bene. E, Ciao. e, in pratica questo Dani Celebra Costa ha avuto poco minutaggio nel gioco del nuovo allenatore del Real Madrid, cioè come si chiama l'allenatore là? Eh, come si chiama? Gennaro, ti ricordi per caso come si chiama? È l'ex allenatore del Bayer Leverkusen, però Sì. Eh, come Xabi si chiama? Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Quanto è brutto quando non ti viene il nome, no? Sì. Sì, sì, però a me succede. Metti in grip perché non riesco, lo vuoi dire, ma non riesci a ricordare. Eh. In pratica, come già detto, ha avuto poco minutaggio, quindi cerca delle squadre con più minutaggio. Intanto ho trovato una chicca storica che da quanto mi ricordo mi è stata regalata da un padre di un'amica di mamma. Guardate qua, guardate, la foto di Diego Armando Maradona, Fantastico. originale, originale, infatti se vedete un po' rovinata, con la firma di Diego. Mamma mia, va giù, troppo bello. Perché in pratica il padre di questa amica di mia madre è stato il fotografo di Maradona. E, Collezione questo. ah? Ho detto, è un pezzo da collezione. Sì, infatti la tengo l'anno scorso, in ogni partita, la tenevo vicino a me, ho detto speriamo che vincimmo, poi soprattutto l'ultima partita la tenevo come se fosse un cuscino quando ero da dormire, cioè no, capì? È, diciamo, un portafortuna. Un portafortuna. Poi parlaci un po' di Kobe Manu, Gennaro, come lo vedi? Allora, invece Kobe Mainoo, vabbè, so che è del Manchester United, il Napoli ormai ha fatto acquisti, ha preso di mira come bottega di acquisti il Manchester United, Sì. tutti provenienti dal Manchester. E secondo me Kobe Mainoo potrebbe essere un giocatore veramente di qualità e di ottimo livello per il centrocampo del Napoli, che già di per sé è un bel centrocampo, tralasciando il fatto mo, degli infortuni che sono successi in questo periodo. Però secondo me Kobe Mainoo potrebbe essere un ottimo acquisto. A mio avviso. Sì, può essere un ottimo acquisto, però se ci pensi, ehm, Dovrebbe andare a quando sostituire ah? Anghissà, dovrebbe sostituire come ruolo Anghissà, mi pare. Non... Sì, chissà. Sì, hai presente? Quando ritorneranno tutti dall'infortunio, penso tutti quando era ad aprile, tra Kevin De Bruyne e Frank Zambon, chissà. Questi qua, se verranno acquistati questo Celebracos Kobe Meno, verranno, diciamo, scartati dal Napoli, verranno, diciamo, messi in panchina a marcire e a giocare pochissimo. Intanto Favi Toma ci saluta. Poi Anto, come stai? Tutto bene? Tu come stai? Qui abbiamo un ospite, si chiama Gennaro. Ciao ragazzi. Ciao. Sta nell'ultimo periodo, sai, Gennaro, sto avendo un pubblico molto seguito, eh. Penso che qualche video fa dell'altro ieri di sabato ho fatto pure 14 visualizzazioni. No, Sto un bel... andando buoni, no? Sì, sì, è un bel risultato. Gennaro, ci sei? Sì, sì, ci sono. Senti? Ok. No, perché a un certo punto non ti sentivo più. Va bene, secondo te, no?
come è la tua visione del calcio? Il Napoli in questo momento, e considerando i futuri acquisti di gennaio, considerando e sperando sempre se i giusti acquisti verranno fatti, il Napoli può vincere il quinto scudetto? Allora, considerando il fatto che appunto in questo periodo mo siamo pieni di infortuni, sperando piano piano di recuperare i pezzi, secondo me diciamo c'è la possibilità di giocarsela, però chiaramente dobbiamo esprimere un gioco, un gioco che purtroppo Conte in questo momento non sta riuscendo a dare. Poi che probabilmente, forse, come dicevo l'altra volta, le competizioni, troppe competizioni insieme per lui diventano una difficoltà maggiore. E Sì, fondamentalmente è quello che manca a Napoli, definire un gioco delineato e preciso che insomma Conte non ha. Anche se sì, mi cade alcune situazioni perché comunque l'anno scorso portava i risultati a casa con diciamo il minimo, come si dice, minimo reso, massimo reso nella minima, diciamo nel minimo particolare. sì, guarda, non ti nascondo e non mi ricordo se in maggio o giugno, quei mesi là, l'ho accennato nel gruppo che vi citavo prima. Io preferivo Massimiliano Allegri per il secondo anno. Preferivo Massimiliano Allegri, ma anche tutt'oggi un Simone Inzaghi. Perché Simone Inzaghi? Per... Inzaghi, forse Simone Vai, vai. Inzaghi, sì, Milano Allegri non tanto perché bene o male insieme a Conte hanno lo stesso concetto di gioco, a mio avviso. Sì, però almeno magari quello Inzaghi ti, portava al massimo, cioè ti dava il doppio di quello che dava Conte. Infatti l'abbiamo visto l'anno scorso con l'Inter, ma a prescindere da tutto, dagli sfottò, la finale di Champions, che sono arrivati secondi, però se la sono lottata fino all'ultimo, cioè fino all'ultima giornata di Supercoppa, Coppa Italia. Ah, vabbè, la Coppa Italia non proprio perché sono usciti alle semifinali, però Scudetto e Champions sono, no, diciamo, state le principali competizioni che l'Inter cercava di vincere e se confermi la mia opinione, dillo, se no, cioè No, dillo. no, 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 sul fatto che sul discorso che hai detto prima sono d'accordo, perché comunque alla fine l'Inter diciamo nel complesso avrebbe meritato l'anno scorso, secondo me, di vincere lo scudetto. Un po' per diciamo le situazioni che sono succedute, sono avvenute nello scorso campionato. Insomma, quindi Napoli per queste situazioni che sono avvenute nel campionato ed è riuscita a spuntarla. Diciamo, ci è Sì. venuta molto la fortuna dalla nostra parte. Sì, diciamo che Conte andava, diciamo, a vincere il campionato sempre al secondo, terzo anno, però diciamo questa è stata un'impresa dell'allenatore leccese, se non sbaglio di Lecce, sì. Sì, 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 è Tu- salito. E perciò dico io, o tu prendi Conte e se al primo anno ti fa bene, ti vince lo scudetto oppure altre competizioni, tu al secondo anno subito devi cambiare allenatore perché in tutte le squadre che è andato al secondo anno cioè, ci ha fatto spendere soldi, ai miliardi, ai milioni.
che per esempio alla Juventus, se ti ricordi, ogni anno chi vinceva lo scudetto, l'anno dopo avevano speso una cifra superiore ai 120 milioni, capito? Sì, no, ecco, diciamo è molto esigente con, diciamo, con le varie società con cui è allenato, non ultimo appunto con il Napoli, De Laurentiis, quale De Laurentiis ha speso comunque in questo mercato estivo 200 milioni, dove ha fatto degli acquisti importanti secondo appunto la linea guida che ha richiesto Conte. Sì. Poi E penso, vai. sì, no, dicevo, poi fondamentalmente il problema, ripeto, secondo me è il fatto di saperli far rendere nel campo, quindi nei suoi moduli di gioco, cosa che purtroppo con alcuni ci è riuscito, mentre con altri, con quelli nuovi, non è riuscito ad incidere sul piano tattico, sul gioco. E infatti hanno dato difficoltà a fare il giro. Sì. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione di questa live con il nostro grande ospite Gennaro. Ci vediamo in un prossimo video che uscirà domani. Domani dovrebbe esserci un'altra live con un mio amico che avete già visto sul canale, non vi spoilerò niente. E che dite? Cioè, mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi al canale. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ah, ora chiudo la live e ci vediamo in un prossimo video.